Euroregione News. Mercoledì, che giorno era mercoledì? 23. 23 per il giorno 24. Siamo stati invitati a un incontro dell'Unione Territoriale Intercomunale Medio Friuli in quel di Varmo per assistere, perché noi non abbiamo né diritto di parola né di voto su queste materie, all'approvazione da parte dell'UTI Medio Friuli del PEF 2016 consuntivo relativo al sociale e del PEF 2017 preventivo, sempre relativo al servizio sociale, da parte dell'Unione Territoriale. Abbiamo deciso di non partecipare tutti compatti e uniti, e questo è il primo dato, alla riunione in questione, perché ci sono due grossi temi, e poi un altro che dirò fra un po', che abbiamo sollevato e che rappresentano la gravità per cui abbiamo convocato la conferenza stampa di quest'oggi. Il primo è il tema della responsabilità. Oggi abbiamo una responsabilità per quanto riguarda il voto di quei documenti contabili e sul conferimento della delega successiva per la gestione dei servizi sociali. Saluto anche il presidente dell'ASP che ci ha raggiunti, che è buon testimone di questa cosa. E il secondo è il millantato accordo politico che non c'è mai stato, e noi siamo qui a testimoniare che nessun accordo politico è stato preso, col quale alcuni giovani amministratori credevano di prendere in giro e dare dello stupido e dell'idiota al presidente dell'ASP, che vedo qua, e a noi stessi. Perché quando in realtà 3 su 4, perché io non ho sentito Michelin proferire verbo su questo, ma in realtà neanche Moretuzzo, ma 2 su 4 dicono che c'è stato un accordo politico, probabilmente sia gli altri 2 dovrebbero saperlo, ma soprattutto gli altri 7 che avrebbero dovuto sottoscrivere questo accordo politico avrebbero dovuto esserne a conoscenza. Io ho visto sia Eleonora che Piermauro che altri che sono soliti non arrabbiarsi mai, sono io di solito quello che mi arrabbiarsi molto quando hanno sentito dire dal Presidente: guardate che qua mi hanno chiamato dicendo che c'è stato un accordo politico. Di solito un accordo politico in questo caso, no, ma in questo caso si chiama anche convenzione. Oggi l'unica convenzione esistente è quella votata dagli 11 consigli comunali, che ha conferito una delega all'ASP Daniele Moro fino al 31/12/2017. Altro accordo politico concretizzato e ufficiale non c'è. Ci sono stati diversi incontri, c'è stata un'interlocuzione, c'è stata una ulteriore modifica, l'ennesima, poi ne parlerà Mauro di questa cosa altrettanto grave, della legge regionale sulle UTI, non ancora pubblicata. Quindi oggi noi siamo in una fase di attesa di pubblicazione della nuova modifica alla legge regionale, che vedranno chissà cosa, proroghe, non proroghe, convenzioni, non lo so, non è affare mio perché non l'abbiamo votata noi. E quindi noi di questi signori non possiamo più fidarci. Che cosa succede? Succede che vi era un PEF, come dicevamo prima, consuntivo 2016, che non è stato votato. Questo è il primo fatto grave, perché
Se vi ricordate, la funzione servizio sociale è passata in carico alle unioni territoriali col 1 gennaio 2017 e quindi un consuntivo 2016 che è di fatto l'assestato, e io ho qui la copia per la stampa se volesse visionarla, votato a novembre 2016 quando la competenza era ancora dell'ambito da me presieduto, non c'è stato un voto contrario su quel documento contabile, quindi l'UTI avrebbe dovuto semplicemente prendere quel documento e votarlo, perché ci eravamo già tutti e 11 sindaci espressi in tal senso. Tra parentesi, poi abbiamo i dati qua, qui abbiamo il presidente anche presente, era un consuntivo che portava un avanzo di oltre 357.000 euro, segno più, quindi un avanzo positivo. Quindi nessun amministratore pubblico avrebbe votato contro un documento che porta un avanzo così consistente, col quale avanzo siamo andati tutti e 11 unanimemente, nel senso senza nessun voto contrario. Unanimità è sbagliato perché ci sono state 3 astensioni a dire la verità, ma Michelin e Viscardis, che all'epoca erano dentro l'UTI, votarono a favore di questa linea, per essere corretti fino in fondo e non scorretti come gli altri, dando mandato all'azienda di costruire un previsionale 2017 con A. utilizzo di questo avanzo, B. non aumentando tariffe erette della casa di riposo, perché questo era il mandato politico che ci eravamo prefissi, cioè non gravare sulle famiglie, sulle fasce deboli, eccetera, eccetera. Cosa fanno questi signori oggi, o meglio 3 giorni fa? Non approvano il consuntivo 2016, cosa che avrebbero dovuto fare per senso di responsabilità e anche perché è un obbligo di legge per loro farlo, e siamo a fine agosto. Non approvano il previsionale 2017, dopo dirò anche con quali sono i motivi che hanno addotto, perché sono a verbale, ma dirò di più, perché anche questo a verbale, dicono che votano il preventivo 2017 solo se è fatto come dicono loro, cioè contraddicendo quelle linee guida dettate unanimemente, quelle senza nessun voto contrario, dagli 11 sindaci il mese di novembre. Quindi sono addirittura bugiardi 2 volte, oltre che irresponsabili. L'intervento è verbalizzato sotto la voce sindaco Donati, il quale testualmente dice: noi abbiamo voglia di avere un PEF 2017 con una quota, chiamiamola così, ex forfettaria di 170.000 euro, quindi 200 e rotti mila euro meno di quanto propone l'azienda, su indicazione degli 11 sindaci, e lo dice solo Donati, perché altrimenti noi non approviamo il consuntivo 2016. Questo in italiano corrente, prendiamo il Devoto Oli o qualsiasi altro dizionario, si chiama ricatto, ed è il terzo grosso tema per cui oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa. Non è possibile oggi in nessun consesso pubblico usare il ricatto, soprattutto per votare documenti contabili che stanno a determinare poi le tariffe e i contributi alle utenze, cioè le fasce deboli della popolazione. E usare un atteggiamento ricattatorio anche nei confronti dei colleghi è un qualcosa di altamente grave e disdicevole, e che noi siamo qui a denunciare, e poi vedremo come agire di conseguenza.
Se questi documenti non vengono approvati, cosa succede? Abbiamo i servizi per le persone e i contributi che da essi conseguono per le persone in difficoltà che sono a rischio. Cioè già oggi manchiamo di quanto? 1,9 milioni? Mi ricordate quanto? 1.900.000 euro. Inoltre, se la quota forfettaria dovesse essere quella che indica il sindaco Donatti, sono a rischio almeno 5 posti di lavoro. Tanto per parlare sempre in italiano. E noi denunciamo anche questo fatto, del quale non ci riteniamo assolutamente responsabili. Dirò di più, anticipando possibili domande e poi lasciando la parola anche ai colleghi. Tecnicamente, modificare il 2016 e il 2017 è impossibile, parlo da parte dell'azienda, perché potremmo colmare quel disavanzo di oltre 200.000 euro che si andrebbe a creare aumentando le tariffe delle rette della casa di riposo, ma tutti quanti sappiamo che esse sono già state approvate il 31/12/2016 e quindi in corso d'anno non è più possibile alcuna modifica. Lo sa Donatti, lo sa. Se non lo sanno vuol dire che sono addirittura incompetenti. Lo sono sicuramente incompetenti, puoi mettere un virgolettato a nome mio attendendo querela, perché andiamo davanti a un giudice, finalmente qualcuno che dà un fascicolo, perché sono incompetenti nel momento in cui dicono all'azienda, anche questo è verbalizzato, chiedi un anticipo o anticipa tu i soldi per i contributi. Questo lo dicono e lo fanno verbalizzare i sindaci Donati e Del Negro, col silenzio assenso di Michelin e Moretuzzo, dicendo al presidente e al direttore: anticipate voi i soldi. C'è un piccolo dettaglio anche qui che deriva dalla legge. I decreti della regione che assegnano i soldi li assegnano alle unioni territoriali affinché vengano dati all'ente gestore. Quindi loro sanno benissimo, se non lo sanno sono degli incompetenti, quindi vadano a scuola, vadano a studiare o si dimettano, perché senza un trasferimento dei soldi che sono dovuti per legge all'ente gestore, l'ente gestore non può anticipare alcunché. Non so se ho dimenticato qualcosa per adesso, ma lascio intanto la parola a Mauro e Eleonora, nell'ordine che vogliono loro, e poi siamo a disposizione anche per eventuali dettagli e domande tecniche. Qualcosa sicuramente ho dimenticato, poi le rimettiamo in ordine. Quello che intendo... Se fai tu, Mauro. Ecco, ora lascio la parola a Mauro. Ma nello specifico il sindaco Marchetti ha già delineato quello che si sta verificando, però insomma dobbiamo anche fare un po' una valutazione delle cause che ci hanno condotto a questa situazione, perché non sfugge a nessuno che è quantomeno, voglio dire, curioso il fatto che uno dei servizi che veniva portato come fiore all'occhiello di questo territorio, che era la gestione dei servizi sociali dei comuni, così come era stato organizzato dalle precedenti leggi, e che ha trovato soddisfazione a prescindere dalle colorazioni politiche delle amministrazioni. Anche i sindaci precedenti e il sindaco Marchetti hanno sempre, da Bohème, sempre
portato la gestione del servizio come un esempio di eccellenza anche rispetto ad altri territori che avevano scelto soluzioni diverse, la delega all'azienda sanitaria, penso a San Danielese o la delega al comune capoluogo tipo la Tisana, eccetera. Noi abbiamo scelto una cosa diversa, una cosa che entrava con forza nel patrimonio dell'attenzione verso le classi sociali più deboli di questo territorio, che l'ha innervato da tantissimi anni. Cioè abbiamo recuperato una tradizione di attenzione rispetto alle persone e le fasce più deboli del nostro territorio attraverso l'acquisizione e la fornitura di servizi a questa gente, che recupera una tradizione peculiare di questo territorio che si concretizza nell'ente gestore Daniele Moro. Cioè non fu una scelta, fu una scelta legata con i nostri comuni e con le nostre genti e con le nostre comunità. E ha sempre funzionato. Il sindaco Marchetti ricorderà, ma anche Buoni lo potrà ricordare, che questa assemblea ha sempre deliberato alla unanimità. Io sono sindaco dal 2009 e quando si è trattato di assumerci responsabilità rispetto alla qualità dei servizi e al costo di questi, il leitmotiv principale di noi amministratori, a prescindere dalla colorazione politica, è sempre stata altissima qualità ai minori costi per i nostri cittadini. Io sfido chiunque di trovare un articolo di giornale al netto delle speculazioni politiche nella quale ci sia stata una critica a come è stato gestito questo servizio prima della legge 26. Quindi vuol dire che ha gestito bene. Ed è stato gestito bene senza che, ripeto, io sono sindaco dal 2009, il comune di Talmasonse, e penso anche gli altri, dal 2009 a oggi o a ieri abbia dovuto mettere €1 in più anno su anno rispetto a quello che era la pianificazione che l'ente gestore proponeva all'assemblea dei sindaci e che i sindaci all'unanimità hanno sempre approvato. Questa è la storia, questo è il servizio. Allora, se c'era bisogno di intervenire su un servizio che funzionava, se c'era bisogno di avere a disprezzo quello che è la qualità dei servizi ai cittadini, perché lì è, se una cosa funziona e trova dal punto di vista della comunità verso il quale è rivolto una adesione, una qualità del servizio reso ai minori costi, e se vogliamo far del male, questa regione e gli accoliti di questa regione che sono prestati poi a mettere in atto questa riforma scellerata, e l'hanno fatto. Cioè, se c'era da far del male, chiaramente uno fa del male dove le cose funzionano. E qua è successo. Ripeto, rispetto a una legge scellerata e poi chi la attua. Allora è chiaro che chi ha disarticolato questo sistema che funzionava, forse uno delle poche cose, non so, voglio dire, che o comunque che sicuramente dava forza a quella che era anche una coesione territoriale di comunità del Medio Friuli. Attorno a questa delega, attorno a questo servizio si è creata anche una sensibilità territoriale del Medio Friuli che è stata adesso distrutta. Perché è stata distrutta? Perché voglio dire, è inutile che lo dica, l'ho detto 1000 volte, che nella furore riformatore da parte di questa Presidente della Regione, del suo fido scudiero Panontin, di questa legge sulle UTI, in maniera improvvida, in maniera subdola, in maniera furba, adesso non voglio dire in che maniera, perché probabilmente l'interesse era un altro, e poi dirò anche secondo me qual era. Ha voluto inserire la delega dei servizi sociali all'interno di quelle che sono le competenze delle UTI. Lì nasce il problema. Dove tra le altre competenze su cui si poteva discutere, noi siamo contrari. Dopo il voto di Corrado Monfalcone. Noi siamo contrari a questa legge per una questione di altri motivi, sulla comunità, sulla rappresentanza, sulla democrazia. Chi è entrato ne sta uscendo e ne usciranno altri, perché proprio ieri mi hanno comunicato che altri comuni usciranno entro qualche mese, che sono dentro lì.
Ecco, ma rispetto a questo, che è un dato complessivo, sul sociale, sulla delega al sociale, che è stata voluta scientemente all'interno delle UTI, quando era già una legge che funzionava, paradossalmente, io ricordo alcuni legislatori del centro-sinistra dicevano il modello delle UTI dovrebbe essere adeguato a quello che è il modello del servizio sociale che ha sempre funzionato. Questo era dicevano, le UTI devono essere come veniva gestito, ma come veniva gestito il servizio sociale? Assemblea dei sindaci comunitari, i sindaci decidevano in assemblea previa autorizzazione dei propri consigli comunali, nel quale decideva il consiglio comunale le tariffe per Talmasons, le risorse che Talmasons metteva. In questo caso è stato espropriato, è stata cambiata la filosofia, non più quel modello, ma un modello nel quale tutto viene deciso, e lo ricordava Marchetti prima, nell'assemblea dei sindaci delle UTI, che decidono tariffe loro, senza che in consiglio comunale vada più niente, e quindi che i cittadini, le minoranze di questi consigli comunali possono controllare qual è la gestione che vengono fatta all'interno di queste UTI dai sindaci stessi, e con tutta una serie poi di ricadute sulla decisione dell'ente gestore. Quando noi abbiamo deciso strategicamente di dare all'ente gestore ASP Daniele Moro la funzione, e non c'era Marchetti e non c'ero neanche io, fu fatto con una decisione di, come detto prima, potenziare e salvaguardare una tradizione di comunità del Medio Friuli. Quella fu la motivazione, ma quella motivazione fu discussa nei nostri consigli, cioè diventò patrimonio comune dei consigli comunali. Oggi questi potrebbero decidere in 3 sindaci su 4 su 11, quanti sono, se non mi ricordo, potrebbero decidere di cambiare la delega, per esempio, facendo strame della decisione e della volontà politica. Quindi questa è la legge. Quindi a nessuno sfugge che aver inserito la funzione del sociale dentro questa scellerata legge ha cambiato completamente l'angolo visuale rispetto di chi assume le scelte e che responsabilità ha nell'assumersi le scelte. Lì furono i consigli comunali, espressione diretta della democrazia delle comunità, qui sono i sindaci autoreferenziali. Primo problema. Quindi chiaramente ancora di più rispetto a questa legge, questo non poteva che urlare vendetta davanti a Dio agli uomini. Poi, come sempre succede, chi è sprovveduto, chi ha altri fini, quello magari di portare le riforme per un tornaconto personale, chi aveva forse l'interesse, a istituzionalizzare questo servizio, per cui magari questo fatto della delega a una comunità locale, a un ente che risponde ai cittadini attraverso i sindaci dà fastidio, forse vogliono dare tutto alle aziende sanitarie, questa forse è l'idea. Omologare nel centralismo democratico la gestione del sociale attraverso la scelta e la decisione di pochi avveduti, di pochi illuminati, che sono i direttori delle aziende sanitarie, nominati dalla parte politica. Diciamole queste cose, perché la Daniele Moro è gestita attraverso il sindaco di Camino di Codroico, ma anche sentiti gli altri sindaci, da gente che decidiamo noi e a cui diamo noi un mandato. Se la delega viene portata all'azienda sanitaria, è vero che noi c'è l'assemblea dei 340 sindaci che decide, ma voglio vedere un sindaco che possa incidere in quell'assemblea rispetto alle decisioni della direzione, rispetto alle decisioni del rapporto tra la direzione e la regione, e tra la direzione e la regione e alcuni poteri che magari incidono sulle scelte del sociale, che sono scelte che costano per i cittadini. Allora, questo è il modello che è stato disarticolato. E poi dico, siccome l'interesse forse era diverso, per alcuno forse mettersi una medaglia a Roma e dire sono più riformatore di altri, per altri era la semplificazione, per cui la democrazia probabilmente diventa qualcosa di pesante contro l'efficienza e l'efficacia, quindi decidiamo in pochi. Rispetto a questo, quando hanno toccato questo settore, sono accorti che era difficile cambiare e hanno modificato sta legge quante volte? Ormai ho perso il numero, 18, 19, 20, creando un problema che mina la base dell'attuazione. Questa legge fallirà a prescindere che vinceva il centro-destra in regione, che noi usciamo, che entriamo. Questa legge fallisce perché parte da presupposti che non sono più coerenti, e uno è principale, è quello che poi ha avuto effetti adesso, è quello dell'obbligatorietà. Questa legge nasce per cui le UTI devono essere obbligatorie, devono essere enti di secondo grado, con propria personalità giuridica. Quindi è chiaro che quando tu fai una legge per cui per legge decidi che qualcosa deve essere, allora in quella cosa, sei d'accordo o non sei d'accordo, discutiamone prima o dopo, ma quando l'hai fatta, quella decide e procede con la gestione del servizio come lei ritiene, poi vedremo dopo se bene o male. Ma questa era la filosofia con cui nasce la legge. Grazie al fatto che oltre 60 sindaci, 80, insomma una forte parte si ribella rispetto a questa obbligatorietà che espropria i consigli comunali e le comunità delle decisioni, la regione fa un passo indietro
anche perché l'abbiamo portata al TAR e abbiamo vinto sulla nomina dei commissari, perché la legge chi non decideva, siccome doveva essere obbligatoria, venivano nominati i commissari, non dimentichiamocelo, perché noi in 26 abbiamo vinto 26 ricorsi al TAR che non hanno potuto più attuarla obbligatoriamente, diventa facoltativa da quel punto, cioè si può aderire i comuni aderiscono in maniera facoltativa alle UTI. Quando viene scardinata l'obbligatorietà si capisce che la gestione di quei servizi che sono messi dentro quello strumento lì diventa ingestibile. E faccio l'esempio del sociale. Il sociale, funzione obbligatoria, diventa quindi non più funzione obbligatoria. I comuni possono stare fuori, ma chi decide sul sociale allora? Solo i comuni che sono dentro. Ma qui si crea un problema. Come fa un comune di Sedegliano e di Basigliano a decidere sulla scelta del servizio sociale che è funzione propria dei comuni statuita dalla 267 del 2000, sul comune di Talmasons, di Codroipo, di Bertiolo che è fuori? E qui si pone il problema per cui l'assemblea è delegittimata da questo cambio di rotta che la regione fa tra l'obbligatorietà delle UTI e invece sulla facoltatività delle UTI. E questo è quello che stiamo denunciando oggi, perché questa legge dice prima obbligatoria, parlo della funzione del sociale, poi dice i comuni possono decidere di stare fuori. I comuni, altra modifica, i comuni possono stare fuori ma fanno una convenzione con i comuni UTI nel quale hanno potere consultivo sulle scelte del sociale sui propri comuni. Noi ci ribelliamo perché o entriamo in assemblea come la prima dove il comune decide essendo portatore della volontà del consiglio comunale, o sta fuori e decidi tu per me e poi valutiamo cosa facciamo. E loro cosa fanno? Quando fanno questo tipo di operazione si attivano i 3 sindaci delle UTI del Medio Friuli a cercare, come loro dicono, l'accordo politico, ma non esiste un accordo politico, non può esistere in questa fase. Bene, l'ultima modifica che fa e quindi si va avanti con questa inconfusione. Primo, ha ragione Fabio, se abbiamo approvato un assestato 2016 e se il 2016 non c'era l'obbligatorietà della funzione che scatta dal 1 gennaio 2017, perché il consuntivo 2016 non viene approvato? Cioè non stanno facendo una forzatura si stanno arrogando un diritto rispetto a una situazione che la legge già oggi ha sterilizzato rispetto all'Assemblea 11 e lo dice una delle modifiche che la Regione ha fatto sulla propria legge. Sono contraddittori in tutto, fanno pena, non so come dire, ormai siamo arrivati proprio all'ABC della politica, questi non sanno niente, cioè questi sono pericolosi per la nostra comunità. Si sforza, capisce il centro-sinistra o comunque i sindaci sostenuti che questa situazione non funziona, si sforzano e fanno approvare quest'ultima modifica che ancora non è pubblicata, stranamente. Cosa dice questa ultima modifica? Quest'ultima modifica riporta le condizioni, con lo scotch, a quelle che erano prima della 26, perché dice adesso c'è la possibilità di fare una convenzione nel quale anche i comuni fuori hanno potere deliberativo, ma la convenzione dobbiamo vederla, cioè non è perché c'è scritto una legge tu dici sei chiamato a decidere, no, vediamola come tu fai la convenzione. Primo, se alle mie o le tue condizioni. Secondo, dice che siccome siamo nel casino tutto è prorogato al 31/12/2018, quindi adesso hanno continuato, siccome non sanno fare le leggi, non ne vengono fuori, perché non è solo il caso del Medio Friuli, è il caso in tutta la nostra regione, si stanno distruggendo, la stanno spostando al 31/12/2018. Allora a questo punto valgono le vecchie convenzioni che possono andare in proroga. Questo dice la legge, la convenzione fatta prima dalla legge UTI, dalle 11 comuni, che scade il 31/12/2017, può essere prorogata fino al 31/12/2018. Quindi valgono tutte le condizioni, quindi valgono tutte quelle che erano le valutazioni programmatiche fatte prima, perché nessuno oggi si può arrogare il diritto di programmare lui per gli altri, quando la legge sancisce questo. Quindi cosa aspetta? Quindi cosa tocca a loro? A loro tocca essere eventualmente unicamente i custodi di scelte assunte prima dell'approvazione di questa legge. Nulla possono fare se non probabilmente fare giochetti di ricatto, mettendo però, e questa è la cosa grave che dispiace e concludo, dicendo che quindi tutta la situazione è frutto di una legge che non funziona, frutto di una legge che non funzionerà mai, che ha cambiato in corso d'opera la propria finalità facendola fallire per questa, quindi il fallimento non è i comuni che stanno fuori, ma la regione che ha fatto confusione nell'applicazione della legge, che sta creando problemi alle amministrazioni locali, che sta creando problemi alla regione perché non sa come gestire i fondi, perché i fondi che prima venivano trasferiti ai comuni e poi trasferiti alla regione sono trasferiti direttamente alle UTI, ma in forza di cosa le UTI li possono utilizzare e non gestire rispetto all'ente gestore se non hanno una programmazione?
rispetto a una proroga che sta arrivando fino a cioè, quindi una situazione, diciamo, hanno creato su una cosa che, cioè, una roba funzionava, A, B, C, cioè una roba girava, una ruota era oliata in questa regione, quella del sito sociale, poi guardate come la stanno riducendo, ci hanno messo tanti. E il problema di cui siamo realmente preoccupati è la ricaduta sui nostri cittadini. Oggi non abbiamo certezze di niente. Non avendo approvato, non dico il consuntivo su cui ragioneremo, su cui ci sono alcune responsabilità, ma sul preventivo abbiamo un ente gestore che gestisce allo sbando, si alza la mattina, cerca di capire come muoversi, ma stiamo parlando di cittadini in difficoltà, di cittadini che hanno problemi, il servizio sociale, le assistenti sociali che sono state una parte assunte per risolvere problemi proprio di quei comuni che oggi sono dentro le UTI, che fine faranno se non saranno stabilizzate, se vengono tagliate le risorse? Adesso hanno definito le tariffe, ma in base a quale programmazione definisci le tariffe se non sai se questa programmazione sostiene i costi economici che l'ente gestore ha? E quindi questo poi si può tradurre in mancati servizi ai nostri cittadini. Tutti i progetti di sviluppo che erano stati programmati, quindi non è solo il servizio sociale, il servizio domiciliare, il servizio pasto, tutta quella cosa nuova che si lavorava sui minori, sulle famiglie disagiate, sugli anziani. Stiamo navigando veramente a vista, con una responsabilità che poi, è vero, la Serracchiani e il Panottin possono dire quello che vogliono, ma poi chi ha problemi va a bussare alla porta del sindaco. E il sindaco molte volte, che prima poteva dare risposte, perché veniva qui in assemblea dell'assemblea dei sindaci e aveva di fronte tutti i responsabili, diceva loro: guardate, i miei cittadini hanno bisogno di questo, voi dovete darmi una risposta. Oggi noi dove andiamo? Noi non abbiamo, siamo sindaci veramente che non hanno più la possibilità di difendere le proprie comunità, che era quello che fin dall'inizio abbiamo detto sarebbe stato il frutto di questa legge. Allora oggi qui siamo per dire che siamo molto preoccupati, speriamo che insomma che anche i 4 sindaci delle UTI abbiano il coraggio, voglio dire, si assumano loro, perché non è colpa nostra, è colpa loro e voglio dire della regione che gli ha dato questo tipo di legge. Assumano la responsabilità di andare avanti e di affrontare questo problema in condizioni di serietà, non per strumentalizzazioni politiche, non come diceva Fabio per ricatti, no? Siccome abbiamo deciso delle spese complessive, non avere in base a cosa? Chi l'ha deciso? Se quelle spese sono state sancite, quelle di funzionamento, dall'assemblea degli 11 sindaci, voi 4 come fate a entrare nel merito senza la nostra condivisione, per cui abbassiamo quelle risorse, che vuol dire abbassare qualità dei servizi, perché anche un servizio di staff è un servizio, dobbiamo decidere che sarà meno gente a rispondere al telefono, ma lo decidiamo insieme, non lo decidi tu per portare a casa mai un risultato. Siamo arrivati noi e rispetto a quelli di prima abbiamo risparmiato cosa? Sulla pelle dei cittadini. Quello sta succedendo e questo dovrà avere innanzitutto questa necessità di informare la gente di questa situazione, ma noi sindaci, noi 7 sindaci siamo fuori, su questo dobbiamo attivare tutta una serie di procedure a tutela dei nostri cittadini, che possono andare io userò tutte le armi possibili, quelli della denuncia, non esiste che questo tipo di legge poi alla fine loro l'hanno girato in politica, noi l'abbiamo fatto per i nostri cittadini, poi alla fine loro rimarranno lì, non sarà un problema di amministrazione, ma poi sarà un problema solo dei nostri cittadini, cioè alla fine il conto lo pagano solo i cittadini, cioè alla fine di sta roba delle UTI il conto lo pagano solo i cittadini, come noi abbiamo sempre detto e come succederà, e su questo noi non lo potremo mai consentire. Ecco, passando la parola, grazie Mauro, passando la parola a Eleonora, ricordo come alcuni giorni fa avessi già anticipato quello che era il problema, perché solo Codrogo, poi Calmassons e Berchiolo non ho i dati perché ce li hanno o li avranno da qualche giorno i sindaci dei rispettivi comuni, solo Codrogo nel 2016 avevamo 2200 case, la tabella ce l'hai, no? Te l'avevo inviata, suddivisa addirittura per fasce di intervento. Alla domanda precisa fatta dalla dottoressa Anna Catelani, i casi per il 2017 sono in aumento sì o no? La risposta è stata sì, sono in aumento, quindi non avremo 2200 a fine anno, ne avremo 2500. Non c'è stata una domanda di contributo in regione fatta da questi 4 signori, perché probabilmente abitando a Basigliano o a Sedegliano non ne hanno contezza di cosa sta succedendo. Perciò sto dicendo che non sanno amministrare, sono cattivi amministratori, vadano a fare un altro mestiere, per l'amor di Dio, ce l'hanno già, che non vengano a rovinare, e non sto facendo politica, sto parlando che non vengano a rovinare un modello gestionale e un'azienda che è patrimonio di un territorio, e non stiano neanche a permettersi di dire più sul giornale o su altri
mezzi di comunicazione che siamo qui a far politica. Non siamo qui a far politica, perché se stessimo qui a far politica avremmo già detto appe di merda e il centrodestra bravo. No, non è così, perché il sindaco Gol, piuttosto che altri, non sono assolutamente catalogabili o identificabili in una parte politica. Qui si tratta di saper amministrare o non saper amministrare. Questi sono dei bambini viziati, io così ho definiti, che credono di sapere tutto senza sapere niente. E siccome non sanno giustificare le loro mancanze, le loro azioni, perché parliamoci chiaramente, loro non riescono a fare un atto perché non hanno dipendenti, e se non hanno dipendenti per loro incapacità, non per mia incapacità. Non possono loro da sindaci mettersi a fare i tecnici, uno perché non lo sono, due perché abbiamo visto che non ne sono capaci. A me, penso, a questo punto rimane poco da aggiungere, perché tecnicamente è stato affrontato tutto l'argomento, gli argomenti per cui siamo qui, dal sindaco Marchetti in maniera esaustiva, e le ripercussioni invece che questa famigerata legge 26 con le sue previsioni ha come ripercussioni nelle nostre comunità. Il fatto che l'ASP Entemoro, come ha gestito in tutti questi anni tutto il servizio sociale, allargato, come si diceva, anche ad altri ambiti, che sono quelli dei minori, quelli che sono anche a supporto e in ausilio anche all'istruzione, per tutti i servizi che sono proprio rivolti ai minori, a margine di quella che è il ruolo istituzionale della scuola, con i centri estivi, con le preaccoglienze, con i doposcuola. Sono degli autentici fiori all'occhiello, ma non sono autodefiniti o definiti solo dal territorio, sono visti proprio dall'esterno come un modello esemplare da imitare, e lo è da anni ormai. E in questa fase veramente stiamo mettendo in serie difficoltà tutto questo modello, ed effettivamente non abbiamo certezza di quello che sarà. E soprattutto noi siamo qui perché abbiamo a cuore questo aspetto, perché stiamo parlando dei servizi e degli aspetti più delicati che un amministratore, un'amministrazione è chiamata a svolgere, che sono quelli dei servizi sociali, cioè dei servizi che sono rivolti alle frange più deboli dei nostri cittadini, dove c'è insussistenza, dove c'è problema economico e dove c'è soprattutto difficoltà ci sono le difficoltà legate proprio alla fragilità di questi settori, e stiamo compromettendo e mettendo in discussione proprio questi servizi e queste scelte che io continuo a usare questa parola, famigerati, e lo dico con consapevolezza, perché come amministratore di Bertiolo sono sindaco dal 2016 e io mi sono ritrovata meno di un mese dopo dalle mie elezioni a far parte, mio malgrado, dell'UTI, di questa UTI del Medio Friuli, dove appunto 5 sindaci che non erano assolutamente per territorio e per rappresentatività della popolazione sufficientemente rappresentativi di questo territorio, perché con Bertiolo eravamo in 17.000 su un territorio che è di 55.000 di popolazione, e ho sempre considerato qualcosa di assolutamente antidemocratico che questi sindaci si trovassero a decidere per tutto il territorio. Quando poi c'è stata l'inserimento nella legge 26, in una delle oltre 20 modifiche che ha avuto, anche dei servizi sociali che dovevano essere gestiti in questo ambito, da lì secondo me, se già la legge era criticabile da tantissimi punti di vista, lì veramente è stato secondo me l'inizio della fine, e noi stiamo toccando con mano questo e siamo qui a denunciare proprio questo fatto e la delicatezza di questo settore, che non può essere né strumento politico come viene gestito in questa fase, perché questa è solo ed esclusivamente strumentazione politica che però si fa sulla pelle dei cittadini, ma di cittadini particolari che sono appunto la fascia più debole. Il discorso io penso che arrivi veramente a tutta la popolazione, perché forse ci sono dei tecnicismi in questo discorso dell'utilizzo del fondo, però io spero che arrivi il discorso che questi tagli che sono chiesti, che non si capisce il perché questi sindaci scelgano, vogliano questi tagli, che come ripercussione, come giustamente diceva il sindaco Marchetti, sono il venir meno di almeno
di almeno 5 posti di lavoro. Perciò, oltre a guardare i 5 posti di lavoro, dobbiamo guardare alla diminuzione del livello chiaramente di servizio, perché se diciamo che il modello è ottimale, ha lavorato in tutti questi mesi, in tutti questi anni l'azienda con una prestazione di servizi ottimali, il far venire meno, quantomeno 5, secondo me anche di più, posti di lavoro, chiaramente va a minare la qualità del servizio. E per cosa? Oppure, di riflesso, l'altra alternativa per compensazione ci deve essere l'aumento delle tariffe, gli aumenti dei costi, però aumenti dei costi che graveranno su quelle famiglie che sono già in indigenza e comunque con problemi proprio in termini di salute, in termini di anzianità. Perciò è questo che vogliono. Io spero che questo messaggio arrivi ai cittadini e non per un discorso di riconoscimento politico, come diceva sono più bravi loro, sono più bravi gli altri, perché venga veramente evidenziata la gravità di questi temi, e io veramente lancio un richiamo, un messaggio a questi 4 sindaci dell'UTI a capire che su questi temi e su queste cose non si può giocare. È necessario veramente che riprendano la ragione, perché qui si è persa veramente la ragione a questo livello, e che si capisca che si sta giocando sulla pelle dei cittadini, di cui loro esclusivamente, perché la legge questo dice, hanno la responsabilità, perché tutti i servizi sociali per la legge 26, quella appunto istitutiva dell'UTI, ha obbligatoriamente, imprescindibilmente dato la competenza all'UTI di gestire tutta questa funzione in questo settore. E di questo che affermo ne sono consapevole, perché appunto per più di un anno, fino a 2 mesi fa, ho fatto parte di quell'UTI. L'UTI non è in grado di gestire questo settore, non è in grado perché non ha una struttura, come non è in grado di gestire tutte le altre funzioni a cui gli sono attribuiti, proprio per un'assenza di organico, un'assenza di una struttura e per una, io dico, anche incapacità di creare questa struttura, perché sicuramente la legge è qualcosa che è stata concepita male e non ha dato gli strumenti, corretti. Le province decidono di dare alcune alle UTI che devono fare i servizi anche utili in regione. Esatto, ma ieri ho avuto testimonianza. Ma non è un problema nostro. Esatto, però come organizziamo i nostri comuni, se non ci troviamo, se non abbiamo un organigramma dei nostri comuni, noi amministratori abbiamo la responsabilità di come sappiamo o non sappiamo gestire le nostre amministrazioni, e perciò chi è a gestire l'UTI ha la responsabilità di come la gestisce, e se non ha un organico minimo, se non ha le funzioni minime, posso dire che l'unico organismo completo funzionante all'interno dell'UTI Medio Friuli è il collegio dei revisori dei conti, formato da 3 revisori che non so cosa possono revisionare, perché revisionano gli atti che non vengono fatti. Esatto, per mancanza di personale di servizio. Io non mi sento di aggiungere altro, perché mi pare che siano stati completi. Hai domande? Avete domande? Scusate. Perché domande ce ne potrebbero essere tante anche di curiose, insomma, no? Sì, io non le pongo. Come si sono lasciati? L'inviato. Hanno rinviato a data sì. Allora, preventivo 2017, lo approveremo quando? A dicembre 2017? No, non lo so. Adesso chiediamo formalmente, perché io non ero presente, io vedo tra il pubblico, e ringrazio il vice sindaco di Codrolpo, l'assessore Fabiola Frizza per competenze, Tiziana Cividini, che è qui a sentire anche lei questa conferenza stampa, assieme al presidente della commissione servizi sociali, che puoi citare tranquillamente, che sono venuti su mio invito. Poi ho chiamato, ma non sono da questa parte del tavolo ovviamente, perché sono terzi, ma erano presenti, quindi sono da testimoni, il presidente, vedo anche il direttore dell'ASL Daniele Moro, che sono venuti proprio per domande tipo questa, perché noi lì non eravamo presenti e quindi non sapevamo. Ma correggetemi se sbaglio, presidente e direttore, loro hanno rinviato la seduta al 1 di settembre 2017. Quindi, come avevo avuto modo di dire io a più persone che venivano da me, mi dicevano, e anche a te che mi avevi detto, sindaco, secondo te
quando arrivano sti soldi, quando mi arriva il FAP, io ho detto guardate che perché Del Negro ci ha detto, leggiamo il giornale, che entro fine agosto arrivano i soldi, quindi è bugiardo 3 volte, perché io ho risposto a tutti, e anche a te che mi avevi fatto la domanda, tecnicamente è impossibile che i soldi arrivino il 31 agosto. 1, neanche avessero 100 dipendenti. 2, non hanno neanche dipendenti. 3, abbiamo visto che stanno ricattando, quindi abbiamo già spostato l'approvazione al 1° di settembre, quindi vuol dire che andiamo a fine settembre se va bene. A fine anno. E quindi non arriveranno neanche a fine anno. Io non so cosa succederà, perché probabilmente ci ritroveremo qui fra qualche giorno, assieme all'azienda a questo punto, a dire non abbiamo più il servizio da erogare, blocchiamo il servizio, non lo so. Perché la situazione è gravissima, questi qua non si rendono conto e stanno ricattando, ripeto ricattando perché da che mondo è mondo, è come se io venissi qui col consuntivo del bilancio 2016 e previsionale 2017 e dicessi al Consiglio Comunale o si approva questo alle mie condizioni oppure non si approva l'altro. Ma che cosa stiamo dicendo? Prima si approva il primo documento, perché è un punto all'ordine del giorno. Poi si approva l'altro, che è figlio del primo, peraltro. Però scusa Fabio, anche su questo, sul blocco del servizio, non compete a noi, che sia chiaro, la responsabilità è in mano alle UTI. Quindi cosa succederà? L'ente gestore, che è quello delegato fino al 31/12, dirà alle all'UTI, siamo in questa condizione, arrivano i soldi, non arrivano i soldi, loro tecnicamente, in base alle risorse che hanno, diranno alle UTI, guardate che può succedere questo se non sbloccate le situazioni. Quindi poi l'UTI si assumerà la responsabilità di interrompere il servizio, di aumentare le tariffe, ma sarà una sua responsabilità sulla quale nel momento in cui lo faranno sul mio territorio, che è tutelato da una convenzione fino al 31/12/2018, su una programmazione concordata con gli 11 comuni, poi ne vedremo delle belle, qualcuno pagherà, qualcuno si assume la responsabilità. Sì, io non... Sì, noi abbiamo detto all'inizio della conferenza stampa 3 temi. 1, la responsabilità. 2, la bugia, cioè non c'è stato alcun accordo politico. 3, l'incompetenza, perché questi non sanno gestire niente. Anche perché l'accordo politico deve essere fatto sulla modifica normativa e poi essere pubblicata. No? Quindi finché non viene la possibilità di fare la convenzione, questi non vengono a proposta, su cosa c'è un accordo politico? Fuori, vadano avanti, no? Fuori, se vuoi, questi chiedevano dettagli che io non ho mai sentito in 7 anni, 6 anni, tu in 9. Chiedevano il costo orario di un dipendente che fa il protocollo e per chi lo fa e quando e quante pratiche e quanto costa al minuto. Ma cioè stiamo parlando di cose che non stanno né in cielo né in terra, di costi aziendali. Esatto. Di un'azienda che peraltro con loro non c'entra niente perché è controllata dai comuni di Codroipo e Camino, incide sul bilancio solo di Codroipo, neanche di Camino per legge. Ma di che cosa stiamo parlando? Questi non conoscono l'ABC del diritto amministrativo, questo mi spaventa. E i funzionari che li seguono, invece di dirgli state zitti, stanno zitti loro. Perché il dottor Calderaro mi è stato riferito che non ha proferito verbo ed è il direttore di questa, pagato profumatamente, di questa UTI. Questo mi spaventa e siamo qui a denunciare questa cosa. Io vado in Procura della Repubblica se questa cosa non si sblocca. Perché non è possibile, non so cosa fare, perché più di fare così ho preparato i biglietti del treno e della corriera per chi viene per mandarli da Del Negro perché non so più cosa dirgli, ho le fotocopie degli orari in ufficio, do a tutti quelle lì, dico prendete il treno, andate là, non so cosa fare, cioè non so più cosa fare, siamo a un assurdo totale del quale, ripeto, non ci riteniamo responsabili. In più c'è il tema della bugia, perché questi millantano un accordo politico che nessuno ha mai concluso, perché abbiamo parlato di tutto e di più, del sesso degli angeli, ma non abbiamo mai concretizzato nulla. Confondono le banane con altre cose che non sto qui a dire, perché parlano a un'azienda come se fossero loro dei sindaci, ma i sindaci siamo noi. L'accordo politico non si fa tra 4 sindaci UTI e l'azienda, l'accordo politico si fa tra 11 sindaci. Da che mondo è mondo? Non possono chiamare il presidente e dire facciamo un accordo politico io e te, perché quello gli dice mi dispiace ma io non sono un sindaco, sono il presidente di un'azienda. Lo prendono addirittura e ci prendono per idioti nel momento in cui dicono ma no, ma guarda che abbiamo già parlato, abbiamo già fatto questa cosa.
E gli dice, chiunque avrebbe, dove è scritto? C'è un documento? C'è qualcosa? C'è una, non so. Probabilmente sono colti dalla disperazione anche loro, poi si è dato. Sì. Che la regione non gli dà una mano, la norma non viene pubblicata, non si consente di fare, sono disperati. Però uno che è disperato, non è che proroga la disperazione e l'agonia, assume una decisione se ha gli attributi oppure passa la mano, no? Che è il tema. Loro hanno aderito. Potevano stare fuori come noi, allora il problema è che hanno aderito, si sono assunti la responsabilità, sono in queste condizioni, non perché noi, perché loro e i loro mallevatori li hanno portati in queste condizioni, assumono una decisione. Si parla di servizi ai cittadini, di pelle di cittadini che o fanno le decisioni, tagliano, che decidono di tagliare e poi se la avviano con noi. Approvano quello che abbiamo approvato per 9 anni, approvano quello che vogliono chiedere alla regione qualcosa di più, chiedono, ma devono, oppure passano la mano, non dicono rinviamo, ci dimettiamo. Non siamo in grado di gestire questa funzione, cara regione, hai fatto un disastro, torna indietro se hanno gli attributi, e se no continuano a vivacchiare sulla pelle della famiglia con 4 figli che è venuta ieri a chiedermi dove sono i contributi che deve partire il servizio scolastico aggiuntivo, perché questi perdono l'anno se non vengono aiutati, e io non so cosa dirgli. Va bene? Un caso, ieri. Moltiplicato per 50.000 abitanti, quanti siamo? 54, 50.000 fuori. 4.000 sì. 40.000 sì, fuori. Che dicevi prima 1,9 milioni, è la somma che la regione ha dato. No, una parte è stata già trasferita, ditemi se sbaglio, presidente e direttore. Una parte che è arrivata come seconda non è ancora stata trasferita, ma è mesi che ce l'hanno in cassa ed è 1.900.000 euro, giusto? Ditemi se sbaglio. La regione ha trasferito tutto alle UTI e le UTI devono trasferire il gestore. Se posso integrare, sindaco, sì. Posso prendere la parola. La mancata approvazione del consuntivo comporta anche il mancato trasferimento per il 2016 del saldo a carico dei comuni, che è pari a circa il 20% della quota di compartecipazione stessa dei comuni riferita all'anno passato. Per il 2017 la quota di compartecipazione dei comuni, che arriverà non più dai comuni ma direttamente dalle regioni locali all'UTI e dall'UTI all'ente gestore, non avendo approvato la previsione di bilancio per l'anno in corso, non è proprio pervenuta, non è solo in corpo. Quindi l'ASP sostanzialmente sta anticipando spese già da gennaio di quest'anno. In più la mancata deliberazione in merito alle tariffe degli utenti ha fatto in modo che da gennaio ad agosto gli utenti non avessero le fatture per quanto riguarda la propria quota di compartecipazione. Quindi, oltre al fatto che l'ASP non ha incassato le fatture a carico degli utenti, circa 380.000 euro l'anno, anticipando anche queste spese, gli utenti, fasce deboli della popolazione, si ritroveranno a settembre una fattura anche di 1.500-2.000 euro che dovranno interamente versare all'ente gestore con tutti i danni. Di questo non se ne stanno rendendo minimamente conto, perché, ripeto, noi l'abbiamo pensato tutte, forse vogliono dare la delega a qualcun altro, potevano farlo dal 1 gennaio, chiamavano l'azienda sanitaria, dicevano voi la delega, tientela, e toglievano la delega all'ASP. Potevano farlo benissimo, per legge, la legge anche oggi gli consente questo. Non l'hanno fatto, potevano tenersi la delega loro, non l'hanno fatto, stanno facendo un disastro, perché la delega è ancora in capo all'ASP. Detta qui la proroga sul 2018 riguardava ovviamente non questo ex ambito, ma riguardava più che altro le funzioni che devono essere, la funzione servizio sociale che deve essere completa e che in questo ambito, a differenza di altri ambiti, è già completa, perché a parte la carta famiglia è già completa, sono gli altri ambiti ad essere inadempienti sulla funzione che hanno chiesto questa proroga. Quindi la legge dice che è possibile la proroga, ma non per Codroipo o Medio Friuli, per gli altri più che altro. Cioè siamo all'assurdo, questi non riescono neanche a leggere gli emendamenti che i loro riferimenti politici fanno
alle loro leggi e non si li fanno neanche spiegare perché gliel'ho portati io, non sapevano neanche dell'esistenza di questi emendamenti. Quindi siamo molto preoccupati. Molto, perché o si prendono provvedimenti o sarà una frana, addirittura valanga. Tu vedrai quando arriveranno le fatture dal 1 gennaio su alcuni servizi ai nostri cittadini di quelle dimensioni lì, sì, perché uno se pagare 100 euro al mese arriva a 1.500, quando già sì, perché non è che tutti hanno messo via, no? Perché Anche perché non ce la fanno. nessuno mette via, Ma non ce la fanno. perché sappiamo benissimo che tutti questi è gente che sta chiedendo l'app, che sta chiedendo i soldi in giro. arrivano 1.500 euro in colpo. Comunque noi, Stanno vivendo di espedienti. io ho visto con la mia ragioniera, noi avendo approvato l'assestamento, se questi non approvano il consuntivo, noi comunque i soldi li metteremo, troveremo il modo di metterli a disposizione, parlo quota residua saldo 2016, perché sono servizi che abbiamo già avuto ampiamente, concordato su un assestamento già definito, le cose, le differenze sono minime, abbiamo i soldi in cassa, quindi come ha sempre funzionato, voglio dire, no? E adesso l'hanno messo sto paletto, è insormontabile, che però rischia di strangolare una situazione che funziona. E poi avrà una caduta, non si immagina veramente, perché poi avrà una caduta anche sui servizi della casa di riposo, cioè tutto una catena, no? Perché loro hanno costruito, l'ente gestore, un sistema che si tiene tra servizi sociali comuni e casa di riposo, che fa comunque un servizio alla comunità, al territorio. E tutto il resto, centro Alzheimer, asilo nido. È chiaro che se tu fai cadere un pilastro, cosa fai? Allora questa è la volontà, ma la volontà è sacrificare sulla pelle dei più poveri per una tornaconto politico, ma io non, veramente sono non so, una roba scherzano col fuoco. Mai visto una cosa del genere io in tanti anni, ci sono 20 anni che sono... Però secondo me il peggio è che non si rendono conto, questo dato non si rendono conto delle ricadute, e forse questa è la cosa più pericolosa. Sì, no, ma è grave che giochino proprio dicendo c'è un accordo politico quando non c'è, a loro li chiamano dicendo questo qui è un incontro formale quando formale non è, perché viene detto che è un gruppo di lavoro, ma del gruppo di lavoro faccio parte io e te, quello sul bilancio non siamo stati chiamati. Allora o un incontro è formale o non è formale, confondono la formalità con l'informalità. Io ho 1000 documenti che attestano che questi hanno perso il lume della ragione, mandano convocazioni dicendo approviamo il consuntivo e non il previsionale, il giorno dopo arriva l'ordine del giorno con l'approvazione anche del previsionale. Quando il giorno prima ci è stato detto di no e è stato detto al Presidente di non mandare nessun documento. Cioè, allucinazioni. Convocano 24 ore prima, quando tu vedi qua che se io convoco 3 giorni prima il Consiglio Comunale vengono fuori 30 articoli, perché vogliono averlo 5 giorni prima, loro convocano via WhatsApp un'ora prima. Cioè, siamo a questi livelli. Senza documenti. Guarda, poi tu saprai la situazione un po' uguale. Noi siamo anche alla Tisanese, sai quali sono le situazioni. Sul sociale stanno facendo disastri. Qui è una storia, no? Un modello che funzionava. Che qui guardavano tutti. Mi ricordo nel 2011 Marilari, che è venuto in un incontro, ha detto noi guardiamo a tutti al modello del territorio del Medio Friuli, ha detto siete un'isola felice. Io ricordo queste parole di uno che è del settore. Non siamo neanche un'isola, siamo stati lo tsunami, siamo come le Maldive ormai, siamo sotto. Sì, dopo la provocazione fatta, vorrei fosse chiaro, io ho fatto quella provocazione famosa, entriamo inutile, ma era una provocazione che sapevo benissimo essere una provocazione fine, perché come ho detto prima, loro con un WhatsApp fatto adesso si ritrovano oggi pomeriggio e danno la delega a chi vogliono, quindi è inutile che noi entriamo o forziamo. Vuol dire, la linea presa è questa, la responsabilità è loro, se la tengano ma la esercitino fino in fondo, perché questa situazione non è più tollerabile, perché ripeto, non posso io avere 2200, Mauro 500 o 600, Eleonora 350, 700 ogni giorno che bussano alla tua porta per dire Fioi, è da gennaio che non ci arrivano i soldi, come facciamo ad andare i figli a scuola, a mangiare, eccetera? Non è possibile, non sappiamo più cosa fare. Col FAP che si è risolto qualche settimana fa. Altre domande? Quale? L'esplosione
È già esplosa. Noi siamo denunciare questo questa situazione. Abbiamo convocato d'urgenza proprio per essere certi Questo di è quello già che stavamo successo. facendo. Ci abbiamo messo anche noi un giorno per convocarla, perché Nicola poi, come vedete, siamo in 3 su 7 perché è agosto, però voglio dire, abbiamo atteso di vedere i documenti se fosse vero, perché all'inizio, quando il presidente mi ha raccontato cosa era successo, perché quando è finita l'assemblea l'altro giorno è venuto di corsa da me a dirmi: guarda, è successo così, non ci volevo credere 2 giorni fa, e ti ho chiamata immediatamente, ho detto: guarda, ho sentito Mauro, convochiamo una conferenza stampa per sabato mattina, così abbiamo gli elementi abbiamo studiato, ma non ci avete neanche fatto una domanda, ma sono i documenti ufficiali. Già il fatto che questo sia in approvazione il 24 agosto sono termini molto procrastinati, che il fatto che il 24 agosto non li abbiano ancora approvati, riaggiornandosi a chissà quando e chissà cosa faranno in quella sede. Sì, ma questa esigenza dei tagli, cioè, è stata motivata per e il problema furore ideologico, io credo. No, ma il problema è questo, non è stato motivato. E abbiamo detto dove, come, perché. Hanno fatto il tavolo di lavoro, non si sono incontrati mai. Sì, e sul tavolo di lavoro lì si era iniziata una trattativa, sì, ma non si è mai conclusa, perché ho detto: guarda, state chiedendo una cosa che tecnicamente non è possibile, quindi andrebbe fatta dal 2018 in poi, il taglio eventuale. Se deve recuperare, si può recuperare, cioè noi siamo stati se volete recuperare quella quota senza chiedere nulla alla regione, benissimo, ma dal 2018 in poi, perché le tariffe vengono votate entro il 31/12. E poi, scusate, ho detto, ma sempre tecnicamente, per non capire e non essere professore universitario, mi consentirai la battuta perché io non sono un professore universitario, qualcuno lo è, quindi è più bravo di me, ma ragionando con una logica molto semplice, cioè dell'identità o del terzo escluso o della differenza, oggi loro come fanno a dirmi taglia, o all'azienda taglia, senza che l'azienda abbia una prospettiva di delega davanti? Perché ricordiamo che la loro delega è stata il 31/12. Allora, se questi 4 signori, o meglio un signore, dice: noi garantiamo una delega per 5 anni, discutiamone, altrimenti loro hanno ragione e noi non discutiamone. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di una delega che abbiamo già fino al 31/12 e dal 1 gennaio 2018 non c'è delega, oggi. Quello è un dramma. Di cosa stiamo parlando? Se no, più gennaio siamo più. E questi non hanno ancora deciso la delega. Non hanno fatto neanche il bilancio preventivo 2017. Vuol dire, se io sono l'azienda sanitaria e mi arriva una delega adesso, sembra una roba sembra un film, sembra una roba veramente, cioè non so. Sì, ma e noi siamo stati bravi. Glielo stiamo dicendo da dicembre. Bravo. L'anno scorso. Quanto può ancora anticipare? Ma non solo, ma dico, ma penso come che fai a siano fare già una in pianificazione? sofferenza, Ma loro hanno i contratti in scadenza, come fanno a fare una pianificazione? Cosa fanno? Li rinnovi, li prorogano, cosa fanno? 3 anni, 1 anno, 5 mesi, ma chi fa poi loro, l'azienda sanitaria, Basiliano? Poi non è una gara, è una gara da 9 milioni. Stiamo parlando di l'anno. E questa sarà da fare a prescindere da tutte le proroghe che loro potevano approvare quello che era il consultivo, approvavano il preventivo come il vecchio preventivo e aprivano una trattativa politica sulla modifica della convenzione e la proroga di 1 anno. Quella roba seria, se avevano, però devono far dimostrare che non sono più, no? Cosa devono dimostrare? Ma cosa devono dimostrare? Quindi gli unici documenti che oggi esistono sono un consuntivo 2016 non approvato, che non è stato approvato, cioè non è... e che ci vede tutti e 11 d'accordo perché uguale all'assestato votato a novembre, e un preventivo 2017 figlio di questo e figlio degli indirizzi dati da tutti gli 11 all'unanimità che non è stato approvato. Cioè io non so cosa devo senza fare. aver approvato qualcosa che può dire cambiamo noi, decidiamo noi, approvate una roba vostra, così poi dopo noi facciamo i conti, niente, neanche quello. Quindi, sai, è come quando la se politica io fossi stato della dilazione, no? Dall'altra parte, se io fossi stato dall'altra parte, la domanda che mi sono posto anch'io, dall'altra parte, cosa avrei fatto? No? O avrei dato la delega a qualcun altro, ma già da gennaio, febbraio, giugno, massimo. No? Perché se no non hai tempi. Oppure avrei detto, li devo approvare, questo perché c'era, questo perché è figlio di questo, vediamo. E poi una volta che arriva il 2018 gestirò come cacchio voglio io. Ma perché di questo non c'è neanche responsabilità politica sul voto. C'è una condivisione già assunta da tutti su una delega
su una delega data da tutti gli 11 consigli comunali, votata dagli 11 consigli comunali. Ha sempre funzionato, quindi noi abbiamo una roba da criticare. Anche loro l'hanno sempre approvato, è andata sempre bene. Com'è adesso cambiato? Prima hanno approvato anche il fondo globale, adesso non gli va più bene. Io voto contro quando non condivido delle scelte contenute. Anche loro sono da 5 anni, non da 3 anni, mica da 1. Sì, ma io non voto quando non condivido, ho dei problemi con la Corte dei Conti, qui non hai nessun tipo di problema, anzi. Hai avanzo positivo. Hai avanzo. Chiedi, se vai in difficoltà chiedi alla regione, se i casi aumentano potranno mica fare sempre così, oppure non crei il buco all'azienda che altrimenti creeresti, che ha l'obbligo di pareggio di bilancio e quindi l'azienda dovrebbe pareggiare alzando le rette, ma sai benissimo che non le può alzare. Cosa alziamo del 300% le rette ai vecchietti? Perché l'ha detto Donati? Boh. Oppure diminuiamo il servizio perché questi taglia il meno personale. Personale. C'è solo aumentare le rette per chiudere oggi. Solo l'aumento delle rette che non è possibile fare. Non so cosa. Anche perché hanno approvato le rette e non hanno approvate le tariffe. L'unica cosa che hanno approvato le tariffe, hanno bloccato le tariffe, non danno i soldi, strangono l'azienda. E non è che l'azienda è diventata tutto in un momento stupida, anche perché ha un revisore anche l'azienda, si chiama Stedile, ed è stato chiesto l'incontro, Presidente, a Lutti tra i due revisori, proprio perché per dire ai sindaci dell'UTI, signori, approvate il documento, perché noi le rette le abbiamo approvate il 31/12 su vostra indicazione. Non è che loro si sono inventati, perché loro, mi ricordo ancora, sono arrivato io, avevamo un indirizzo di non aumento delle rette, perché loro, finché noi non gli abbiamo dato l'indirizzo, loro avevano fatto una proposta di aumento delle rette, mi ricordo benissimo. Non così tanto, leggera, per poi alimentare altri servizi. Noi abbiamo detto no, abbiamo fatto una scelta politica di non aumentare le rette e non aumentate, e l'abbiamo condiviso, perché poi di quella casa di riposo non usufruiscono tutti. Vabbè. Euroregioni News.